Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, Noble Nord Fro e Orfeo Jet subito in lotta come preventivabile con Noble Nord Fro che rientra all'avversario. Orfeo Jet cerca posto alla corda ma non lo trova perché lì c'è Velox Mail subito via i tappi a Noble Nord Fro per provare a darsela a gambe. Ha girato bene dalla seconda fila Speciales che figura in quinta posizione, preceduto da Spritzolz. Poi ancora Antonio Greppi con Boys Going In, mentre è partita molto bene da meno 40 Zanzibar Wise AS, che ora in settima posizione scavalcando Tantalio, primi 400 in 29,5. Noble Nord Fro Battistrada con un paio di lunghezze nei confronti di Velox Mail, a uguale intervallo tra poco si porterà Speciales perché Orfeo Jet non segue il ritmo forsennato di Noble Nord Fro, Speciales lo scavalca e si porta subito a tiro dei primi due. 45,7 per i primi 600 metri di corsa, Noble Nord Fro leader nei confronti di Velox Mail, Speciales terzo alla corda a precedere Spritzolz che sposta in anticipo sulla risalita da parte di Zanzibar Wise AS 1,1,7 per il primo giro di corsa da parte di Noble Nord Fro che guida sempre il ritmo, arriva ora Zanzibar Wise AS vicino a Speciales, il quale anticipa la risalita dell'allieva di Alessandro Gocciadoro, 1,17,5 il primo chilometro per Noble Nord Fro che è in vantaggio nei confronti di Velox Mail. All'esterno Speciales impariglia Zanzibar Wise AS a precedere Boys Going In, quindi ancora Tantalio, poi Fingers Cross alla retroguardia. Paletto in 15 sulla dritta opposta alle tribune, 1,32,5, 3/4 di miglio. Siamo a metà gara e Noble Nord Fro comanda sempre l'andatura nei confronti di Velox Mail, Speciales che è lì a lato di Spritzolz, in pariglia sempre Zanzibar Wise AS avanti a Boys Going In e a Tantalio, lungo la corda c'è Noodles BF, chiuso in coda a Fingers Cross. Passaggio davanti alle tribune, l'ultimo da effettuare, un parziale in 29,7, porta Noble Nord Fro all'ultimo giro da battistrada, prova ora a scappare Andrea Farolfi che comincia a chiamare il suo maggiore impegno, guadagna qualcosa nei confronti di Velox Mail ma peggiora anche leggermente di meccanica Noble Nord Fro che è in vantaggio con un paio di lunghezze. Speciales che non segue, bucato di dentro da Zanzibar Wise AS, la quale ora si butterà in schiena a Spritzolz che sta andando a cercare di scavalcare Velox Mail. 400 al palo, 14,8 dritti là, 29,5 questi 400 metri, è in crisi di camminata Noble Nord Fro, riavvicinato da Spritzolz e anche da Zanzibar Wise AS. A 300 alla conclusione Noble Nord Fro che con la classe prova a stringere i denti ma arriva Spritzolz, si avvicina anche Zanzibar Wise, poi Boys Going In, l'ultima curva sbaglia Noble Nord Fro, quindi c'è sempre l'ultima curva, è passato Spritzolz, va all'attacco Zanzibar Wise che dà la carica nei confronti di Spritzolz che si difende, Zanzibar Wise che attacca, i due allina sul palo, Zanzibar Wise AS ha messo un nasino davanti, 37 la chiusa, 1,16,3 il ragguaglio cronometrico, ci sarà fotografia, ma Zanzibar Wise AS a prima impressione sembra aver battuto Spritzolz, ovviamente aspettiamo quantomeno un replay. La regia che indugia su Spritzolz, si è arreso di galoppo Noble Nord Fro, peggiorato sensibilmente di camminata negli ultimi 600 metri, Spritzolz che è in vantaggio, arriva Zanzibar Wise AS al suo esterno, la femmina di Alessandro Gocciadoro che appariglia l'avversario e sul palo lo batte Zanzibar Wise AS che porta a casa la settima corsa dell'Arcoveggio di Bologna, vince nei confronti di Spritzolz, al terzo è Speciales nei confronti di Boys Going In, Zanzibar Wise AS, Alessandro Gocciadoro guida i training, i colori della scuderia Horses Our Passion che ne vincono 2 in giornata con Brief Wise AS e con Zanzibar Wise AS, questa volta la paternità è di Muscle Massive, la mamma Lovely Fame, e questa è la genealogia di Zanzibar Wise AS.